particolarmente significativi. Ci sono 7 miliardi di persone che crescono a ritmo vertiginoso, non in Italia dove invece noi abbiamo una decrescita, bisogna ricordarcelo, e tutte le persone vogliono vedere questi nostri monumenti, questi nostri spazi. Ci sono anche luoghi naturalistici particolarmente delicati. Nessuno al mondo ha cercato con una certa dimensione di arginare questo problema, di renderla prenotabile quel luogo. Noi non vogliamo chiudere la città, ci mancherebbe altro, la città sarà sempre aperta. È soltanto che dalle serie storiche che abbiamo visto che certe giornate, e chi viene a Venezia lo sa benissimo, certe giornate dell'anno sono particolarmente intasate e per cui non rendono giustizia alla città e anche alla vita stessa dei cittadini ma anche degli ospiti. Allora qualcosa bisogna farlo e noi abbiamo pensato di fare qualcosa. Faremo una prenotabilità della città, per cui chiunque può venire. Ovviamente non pagherà chi abita, chi lavora, non pagheranno i veneti, ma dovranno prenotarsi i veneti, perché è un fastidio in più. Probabilmente tanti diranno, siccome parliamo di 20-30 giornate all'anno, non stiamo parlando di tutti i giorni dell'anno, solo alcune giornate, alcuni weekend, soprattutto della primavera, perché si comincerà il 25 aprile. Allora in quei weekend magari, possibilmente, se uno deve venire in giornata, cioè dalla mattina e tornare alla sera, gli diciamo guarda che c'è il bollino nero, è una giornata particolarmente intasata. E allora, se però devi venire a tutti i costi, paghi un contributo d'accesso di 5 euro. Adesso cercheremo di spiegarlo meglio, ma il senso di questo è la vita della città. Noi non facciamo solo questo provvedimento. Abbiamo, da quando sono arrivato, cominciato a raccogliere l'immondizia casa per casa, cioè suoniamo noi il campanello alle case e preleviamo l'immondizia, che una volta veniva lasciata invece fuori dalla porta, soltanto che prima di arrivare gli spazzini arrivavano i colombi, i gabbiani e i topi. E la città era sporca. C'è un tema di legalità, c'è un tema di sicurezza. Venezia è una città sicura, l'abbiamo allarmata con telecamere dappertutto, abbiamo un servizio di pronto intervento molto forte e un servizio di antiterrorismo altrettanto importante, perché gli ospiti devono sentirsi sicuri, ovviamente insieme ai cittadini. Può essere, se siamo capaci tutti insieme, se insieme abbiamo non tanto le critiche, che va benissimo che ci siano, ci saranno probabilmente, ma la voglia di risolvere questi problemi, potrebbe essere un esempio per tanti altri luoghi. La stessa cosa abbiamo intenzione di farla con gli affitti brevi, che anche quello è un tema sociale. Tante persone arrotondano il reddito con la casa in affitto, però questo problema è nato probabilmente negli ultimi 20 anni, non è nato oggi, però oggi ha sconfinato in un'esagerazione, dobbiamo riuscire a limitarlo. Ci sono due modi, o lo facciamo in maniera coercitiva, oppure, come penso io, lo facciamo in maniera collaborativa. Lo facciamo in maniera collaborativa con le associazioni di proprietari, con i cittadini, con le associazioni, e vediamo se assieme riusciamo a dare un'educazione al cittadino, al visitatore, magari facendo l'incoming in maniera personale e non in maniera impersonale con le prenotazioni sui book, dove uno arriva alla sera, va in un appartamento, trova una combinazione. È vero che riesci a entrare nell'appartamento, ma non sai magari, e non è colpa tua, che il portoncino di ferro sbatte se tu non lo accompagni. E in quella casa ci sono cittadini che vivono, per cui si rischia di avere un effetto contrario al turismo. Io sono un amico del turismo, perché io sono convinto che il turista non è soltanto una persona che fa fotografie, è un nostro amico. Spesso sono anche italiani che erano andati con le generazioni passate, erano andati all'estero, sono persone che noi possiamo poi costruire, con cui possiamo costruire relazioni. C'è un turismo congressuale, c'è un turismo sportivo, c'è un turismo culturale. Pensate solo alla Biennale o ai grandi eventi che abbiamo a Venezia. Questi sono temi che non riguardano solo Venezia. Abbiamo deciso di partire da Venezia perché Venezia è una città delicata in cui tanti problemi si evidenziano prima di altri posti. Adesso io do la parola al nostro direttore Fabrizio Doria, il direttore di Vela, che vi fa vedere, se volete mettere, la parte dei grandi eventi. Questo è il programma dei grandi eventi di Venezia, che non muovono soltanto una robetta come fosse divertimento o passatempo, ma questi sono interventi che servono a tutta l'area del nord-est, perché a Venezia ci vengono comunque tutti, anche quelli che vanno a Verona, a Padova, una capatina a Venezia la fanno tutti, e serve per gli aeroporti, serve per i porti, serve perché l'Italia partecipi alla grande crescita del mondo, culturale, sportiva e soprattutto identitaria. Prego, adesso lui vi spiega velocemente i singoli eventi. Chiaramente quest'anno è l'anno delle celebrazioni di Marco Polo, è morto 700 anni fa e in ognuno di noi c'è un Marco Polo.
non è una roba veneziana. Sì, addirittura si dice che sia nato a Corciula, che era sempre Venezia, era in Dalmazia, perché quel tempo era tutta Venezia. Era un cittadino come me che entra in centro storico da foresto, da contadino, da uno da fuori, ma a quella volta, al tempo della Repubblica, si premiavano i meritevoli, no quelli che nascevano su un posto. Ormai siamo tutti viaggiatori, dentro di noi, nel profondo del cuore, in ognuno di noi abbiamo un sogno di un viaggio, che può essere esterno, che può essere nel mondo, ma può essere anche interiore. Ecco, è Marco Polo, un ragazzo di 17 anni che è andato in giro per il mondo, rischiando, ha attraversato attraverso con le barche, con le sue capacità, con i cammelli, con i cavalli, è arrivato in Cina, ha scoperto la Cina. E in Cina c'è stato 20 anni. E poi è tornato a Venezia a raccontare. Per la verità è stato fatto prima prigioniero a Genova perché volevano fargli sapere tutti i segreti che aveva trovato. Perché viaggiare vuol dire imparare. Viaggiare vuol dire conoscerci. Il turismo ha una grande, bisogna che lo diciamo più spesso, non c'è soltanto l'ospitalità e il buon cibo, ovviamente, ma c'è tutto un contorno di relazioni umane che vanno sottolineate, che sono importantissime. Ecco, per quello questi eventi sono importanti, non solo per Venezia, per tutto il Veneto in primis, ma per tutta l'Italia, perché in Italia possiamo dire noi competiamo a livello mondiale a questi livelli qua, non ce n'è per nessuno. Prego. Grazie signor Sindaco. Allora, su Marco Polo ha già parlato il Sindaco, che ricordo è presidente del Comitato Nazionale nominato dal Ministero della Cultura lo scorso 29 dicembre e presiede un comitato che ha l'intenzione non solo di valorizzare Marco Polo con gli eventi cittadini, ma anche di mettere in rete tutti gli eventi che succedono in tutto il mondo durante queste celebrazioni. Il palinsesto di un anno è un palinsesto ricco, qui ne vediamo alcuni, quelli che noi teniamo in grandi eventi, ma altri se ne aggiungono continuamente. L'anno è iniziato con One in Venice, che avevamo presentato proprio qua e la cui prossima edizione sarà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2025. In questi giorni è in corso il Carnevale di Venezia, usciamo da un weekend molto importante, anch'esso dedicato a Marco Polo, dal titolo Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo. Uno dei primi eventi che caratterizzano i 700 anni sarà la grande mostra a Palazzo Ducale, una mostra realizzata dal Comune di Venezia attraverso la sua fondazione, la Fondazione Musei Civici. Solo questa mostra costa 800.000 euro al Comune. Questo per dire l'importanza che diamo al valore culturale delle cose, non sono solo chiacchiere, è veramente una mostra straordinaria. Il Sindaco prima ha citato il turismo sportivo e qui vediamo uno dei primi eventi sportivi che ospita la città, la Suez per i Ponti, che anch'essa è dedicata al Marco Polo, e poi arriviamo ad aprile, dopo il periodo della Pasqua, alla grande esposizione d'arte della Biennale di Venezia. Ricordiamo una Biennale Arte che nell'ultima edizione ha fatto oltre 600.000 visitatori nell'arco dei 9 mesi e ci sono grandi aspettative per l'edizione 2024. Dopodiché abbiamo la Sensa, anch'essa dedicata a Marco Polo. Il tema Marco Polo è ricorrente in tutti gli eventi tradizionali della città, il giorno in cui Venezia celebra il matrimonio sull'acqua, lo fa ancora più avanti con la Voga Longa, la grande manifestazione remiera cittadina, e continuiamo questo fil rouge con l'acqua con il Salone Nautico di Venezia. Quinta edizione, un'idea del sindaco Brugnaro della prima giunta, e perseguita per anni in continua crescita. Mentre lavoriamo per la quinta, stiamo già lavorando per la sesta e per la settima, perché è un progetto pluriennale. Ci hanno creduto molte aziende italiane, ci stanno credendo molte aziende straniere. Poi continuiamo con il palinsesto, con gli eventi della Biennale di Venezia, i 3 festival di danza, musica, teatro, a giugno quello di teatro. La Fenice, che citiamo qui come con l'evento in piazza San Marco, ma la Fenice poi è una programmazione continua tutto l'anno di altissima qualità che si integra con le manifestazioni degli altri teatri cittadini. Abbiamo appena presentato un progetto estivo del Teatro Stabile del Veneto col Teatro Goldoni, e poi la programmazione del Teatro Toniolo, gestito direttamente dal Comune di Venezia, a Mestre. La Festa del Redentore, dedicata anch'essa al Marco Polo, con lo spettacolare effetti pirotecnici del bacino di San Marco e con gli spettacoli diffusi costruiti in tutte le città di Venezia. La mostra del cinema, l'importante appuntamento di fine agosto, che è permeato sul Lido di Venezia,
dove il Comune di Venezia ha fatto un grandissimo sforzo in questi anni di rinnovare tutti gli edifici e di presentarsi al meglio in una vetrina internazionale, per 10 giorni il Lido al centro del mondo. E poi qui la grande attenzione alle eccellenze dell'arte, Homo Faber all'Isola di San Giorgio e il Salone dell'Alto Artigianato Italiano, seconda edizione, all'Arsenale di Venezia. Ancora una volta l'Arsenale protagonista, un luogo molto caro alla cittadinanza e sempre di più aperto e utilizzato per grandi eventi. E poi abbiamo tutta una serie di manifestazioni che rappresentano, diciamo, delle raccolte di promozione delle eccellenze, la Venice Glass Week sempre più grande come manifestazione, sempre più coinvolgente, ovviamente il Festival di Musica della Biennale, la Cocktail Week, la Design Week, un altro appuntamento, doppio appuntamento sportivo con la Venice Hospitality Challenge, la grande sfida di maxi yacht legate al mondo alberghiero, e la Veneziana, una grande manifestazione velica con oltre 300 imbarcazioni nel bacino di San Marco. La Fashion Week, sempre attenta a valorizzare produzioni locali e con un leitmotiv di sostenibilità che peraltro è un tema che ritroviamo ricorrente anche in altre manifestazioni come il Salone dell'Artigianato e il Salone Nautico, gemellate anch'esse con la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. La Venice Marathon, il grande appuntamento sportivo che ogni anno caratterizza il terzo weekend di ottobre, per poi arrivare al lungo periodo natalizio che vede la città di Venezia in tutte le sue diramazioni illuminata dal 21 novembre fino al 6 gennaio 2025, e poi pronti per il Carnevale 2025 che l'anno prossimo sarà dal 15 marzo al 4 Provate a 15 febbraio al 3 provate a marzo. immaginare cosa vuol dire fare il sindaco di Venezia. Praticamente sempre sotto, e abbiamo detto soltanto le parti quelle più interessanti a livello internazionale, senza entrare nei dettagli. Ho detto facciamo presto, poi tutte le notizie che volete avere su tutti gli eventi sono scritte. Volevo solo ricordare che il 1° di gennaio, la mattina 1° di gennaio, facciamo il concerto alla Fenice in diretta Rai, e anche quest'anno abbiamo doppiato la Filarmonica di Vienna, per cui con grande soddisfazione e portando avanti i valori italiani. Insomma, è una grande soddisfazione, perché per svegliarsi anche la mattina all'alba del primo dell'anno non è semplice. Però Venezia è questo, per cui Venezia è una catena di trasmissione per l'economia turistica italiana. Bene, allora io farei partire il Lido sui grandi eventi e poi entrerei ancora sul contributo di accesso. Alza un po'. Bravi. Considerate che per fare queste cose, a parte che riguarda, ci sono milioni di persone che seguono in totale tutti quanti questi eventi, ed è un lavoro molto importante che non solo fa Vela come organizzatore, ma ci sono tutta la macchina del comune. Considerate che noi abbiamo uno dei più bei casinò italiani ormai, sicuramente quello che ha performato meglio in questi anni, cioè sia a Venezia, al centro storico, sia in terraferma. Non ci siamo soffermati sugli eventi in terraferma, ce ne sono tantissimi, e sarà il caso di raccontare un domani agli operatori tutto quello che abbiamo costruito, per esempio a Forte Marghera, che è il forte più importante che difendeva Venezia dalla città.
stiamo restaurando le casernette napoleoniche, ma lì alla sera fino a tarda notte si può fare festa e bisboccia. Adesso a Carnevale all'Arsenale abbiamo aperto una discoteca, cioè cose che sono ricchezza in più per le persone che vengono a visitare la città. Adesso ragioniamo sul contributo d'accesso per farvi vedere. Allora, come vedete abbiamo lasciato questa immagine perché la cosa interessante di questa immagine è la parola vedere cancellata. Cioè noi vogliamo che la Venezia possa essere respirata, vissuta, e questa è la nuova cosa. Allora, per capire come a Venezia si è sempre ragionato come luogo comune, io ho tirato fuori un video vecchio, non so se ce l'abbiamo in regia, e voglio farvelo vedere possibilmente mettendogli l'audio che si senta bene. Questo è un video del 1964, io sono nato nel 1961, qui stiamo parlando di 60 anni fa circa. Aspetta, e in questo video sembra un video girato oggi, perché sembra il turismo ammazza Venezia, Venezia non ce la farà, Venezia muore. Ecco, mandiamo avanti il video dell'Istituto Luce. Per Venezia è squillato in Italia il campanello d'allarme. La città è in pericolo. Il moto ondoso provocato dai vaporetti corrode le fondamenta dei suoi palazzi. Le ondate ricorrenti del turismo di massa corrodono le sue tradizioni di città cara al turismo di classe. Se ne parla in ogni riunione, se ne discute alla Camera, si polemizza sui giornali. Quali forestieri però? Quelli di un tempo? Quelli che venivano a respirare l'aria romantica di una Venezia reclamizzata dalla letteratura e dall'arte, o quelli di oggi, che arrivano in carovana, percorrono la città di corsa, pilotati da una guida frettolosa e approssimativa, e ripartono per fare un'altra scorpacciata, un'altra indigestione di monumenti e di bellezze naturali. Quanti giorni si trattiene? Solo 2 giorni. Certo, 2 giorni sono pochi per visitare una città che in ogni angolo nasconde una sorpresa. Una città che è un caleidoscopio di bellezze. Bisognerebbe centellinarla Venezia, come facevano i turisti di una volta. Vero, Gondoliere? Beh, guardi, per noi anziani che abbiamo già una certa esperienza possiamo dire che in questi ultimi anni c'è stato un certo movimento, sì, ma un movimento di massa che per noi non rende molto. Quello che ci rendeva molto per noi era il turismo di qualità, cioè il turismo di classe diremo, non è vero? Quello dava meno movimento di lavoro ma rendeva molto di più e più soddisfazione a lavorare. Il boom turistico non piace ai vecchi gondolieri, tuttavia non si può dire, come afferma qualcuno, che il turismo di massa finirà per affossare il turismo di classe. A Venezia questi due mondi turistici tanto in contrasto tra loro possono coesistere, è anche il parere della San Martino, una giornalista veneziana. Penso che Venezia sia un centro ideale di cultura, penso che sia anche la città del futuro. Era solo un pezzo, perché il pezzo va avanti parecchio. Era solo per dire che in tanti anni nessuno ha fatto niente. È sempre così, la lagna è sempre la stessa, i discorsi sono sempre gli stessi. Adesso col contributo d'accesso, qui c'è al mio fianco l'assessore Venturini, l'assessore al turismo, che spiegherà più nel dettaglio la procedura, quello che pensiamo di fare. Però voglio che sia chiaro che il motivo è quello di difendere la città e fare finalmente qualcosa, cominciare a fare qualcosa. L'altro giorno è passato in commissione in Parlamento questa norma per il Barca Velox, perché noi non potevamo dare le multe per il moto ondoso perché le macchinette non erano state autorizzate. Adesso ci hanno dato la possibilità di farlo e incontreremo il moto ondoso. Purtroppo la normativa di Venezia è una normativa speciale che non c'è, e per cui ogni volta dobbiamo farci regole a parte per conto nostro e cerchiamo di difendere da soli una cosa che è un'immagine gigantesca che abbiamo l'Italia per tutto il mondo. Per cui chiedo a voi che siete operatori del settore turistico di darci una mano a spiegare sta cosa, anche se può sembrare difficile, non è sicuramente per far cassa, lo chiarisco subito. Noi spenderemo di più di quello che incasseremo, però l'effetto che noi speriamo di ottenere, vedremo, è di avere meno affollamento. Anche i bagni pubblici, ci sono i bagni pubblici, vanno indicati meglio, bisogna che tutti quanti facciano la loro parte, a partire dalle persone. Tutte quelle che amano Venezia devono capire che Venezia non è una Disneyland, non puoi venire a saltare tra un ponte e un altro, a saltare dai tetti delle case, a pensare di fare un po' come vuoi tu, perché sta gente comunque l'abbiamo presa tutta, l'abbiamo denunciata e continueremo a far questo, perché da una parte ci sarà
Purtroppo c'è sempre qualcuno che per quanto gli chiedi per piacere non capisce, e quelli che non capiscono ci pensiamo noi. Per il resto, al mondo invece intero che viene con gioia, con passione, con amore, diciamo grazie e vediamo se tutti insieme riusciamo a farla funzionare un po' meglio. Assessore Venturini, prego. Grazie Sindaco, ci sono delle slide che mettiamo per aiutarci visivamente. Il Sindaco ha già spiegato la filosofia e la ratio del nostro provvedimento. Lo possiamo fare perché il Sindaco ha fatto una lunga lotta per ottenere il potere di introdurre questo tipo di strumento a Venezia, l'idea della prenotazione obbligatoria della città. Io quando vado al ristorante prenoto, vengo accolto più facilmente, meglio, trovo il tavolo libero, il tavolo che magari ho scelto. E l'idea di sapere per tempo quante persone arriveranno quel particolare giorno ci consente anche di organizzare ancora meglio la città per garantire anche al turista un'esperienza migliore. L'idea di cercare un nuovo equilibrio tra le esigenze di chi vive la città come residente, chi come pendolare, chi come visitatore, un nuovo equilibrio. Vi do 5 coordinate veloci principali sul tema del contributo d'accesso. Vi evito tutte le singole e particolari casistiche, sono tantissime ma non finiremmo più, però vi rinvio al sito o anche adesso in conferenza stampa con delle domande che però vi prego che siano più generali possibile per non essere noiosi, perché trovate tutte le informazioni, le FAQ, tutto quello che può riguardare i dettagli della misura nel sito che adesso vi mostriamo poi in sovraimpressione. Intanto parliamo di prenotazione obbligatoria e contributo d'accesso che si applica nel 2024 solo per la città antica di Venezia. La città a forma di pesce, evidentemente, quella è segnata in rosso, non è segnato in rosso l'area della marittima, il terminal passeggeri per le navi da crociera e il tronchetto. Non sono segnate le isole minori che sono fuori contributo, non è segnato il Lido e Pellestrina, quindi riguarda solo il centro storico di Venezia, il pesce per intenderci con la Giudecca. Prossima slide, saranno solo 29 date, sono date appunto concentrate in un lasso temporale ristretto perché, come diceva il Sindaco, noi approcciamo a questa misura con grandissima umiltà. La nostra umiltà sta nel dire scusateci per eventuali disagi e per la richiesta che gli facciamo di in qualche modo avere un piccolo onere in più, la prenotazione, e aiutateci a migliorarlo, perché in questa fase di sperimentazione scopriremo tante cose che potranno essere migliorate. Essere pionieri significa anche aprire la via, no? E chi apre la via per gli altri fa anche più fatica. Si parte, quindi 29 date. L'orario di applicazione del contributo sarà per chi entra in città dalle 8:30 alle 16. Chi arriva alle 16:01 non è obbligato a prenotarsi e a pagare il contributo, così come chi entra prima delle 8:30. Partiremo il 25 aprile con un lungo segmento fino al 5 di maggio, quindi scavalleremo i ponti del 1° maggio e del 25 aprile e poi andremo avanti solo nei weekend, sabato e domenica, fino al weekend prima della festa del Redentore, che sarà ovviamente non compreso nel contributo d'accesso, perché il Redentore è la festa che attrae tutti i veneziani e tutti i veneti, tutti gli amici di Venezia, e quindi è giusto ed è normale che la città in qualche modo ospiti un po' più gente. Prossima slide. Ecco, chi deve pagare, chi deve prenotare il contributo d'accesso? È rivolto al turista in visita giornaliera, che è il turista che non ha una prenotazione alberghiera in una struttura del Comune di Venezia, sia essa alberghiera o extra alberghiera. Quindi il turista che viene in giornata a Venezia per visitarla, ma o arriva in altro modo o arriva da un bacino più ampio extra regionale o dorme in una struttura fuori comune e viene in giornata a visitare Venezia. Questo perché evidentemente il turista che pernotta già paga la tassa di soggiorno, è un turista che ha dei tempi di vivere la città diversi da un turista giornaliero e quindi ecco la ratio è sostanzialmente questa. Il turista quindi che pernotta è ovviamente esente dal contributo d'accesso. Non mi dilungo sul fatto che stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi mesi con gli albergatori, con le categorie e adesso con i portali
per raccontare, ma anche per agganciare in modo automatico la prenotazione alberghiera all'arrivo del QR code, in modo da non pesare ulteriormente sugli adempimenti burocratici per l'albergo, ma teniamo presente che ci sono altri 2 possibili strumenti in mano all'albergatore nel caso in cui non abbia un gestionale sufficientemente strutturato, e quindi può prenotare direttamente anche lui dal sito per il cliente o dire al cliente di farlo attraverso un QR code che sarà ovviamente a disposizione di tutti. Stesso lavoro stiamo facendo con i tour operator per valutare un canale preferenziale per gli operatori professionali del turismo in modo che non abbiano ulteriori incombenze. A questo QR code e a questo sito trovate il dettaglio di tutte le cose che abbiamo detto. Per gli amici veneti ovviamente non sono chiamati a contribuire economicamente, ma per quei 29 giorni, se entrano tra le 8:30 e le 16 in città antica di Venezia, dovranno prenotarsi gratuitamente, ma pur sempre prenotarsi e scaricare il QR code. I lavoratori che lavorano a Venezia e sono a Venezia per motivi di lavoro, ovviamente con una procedura molto semplice, 3 clic, possono scaricare il QR code per motivi di lavoro e ovviamente non sono chiamati a pagare il contributo. Queste sono le coordinate principali molto veloci. Ovviamente siamo a disposizione oggi in prima persona, ma sempre telefonicamente tramite la stampa o tramite il sito, per tutte le informazioni sull'applicazione del contributo. Ripeto, è una sperimentazione, è una misura innovativa, pionieristica, non esiste una ricetta che basta prendere e importare a Venezia ed è fatta, quindi la sperimentazione aiuterà a migliorarla insieme a tutti voi, con grande umiltà da parte nostra. Ma come diceva il sindaco, ecco, dopo 60 anni e più di allarmi generali, articoli sulla stampa, dibattiti, convegni, pubblicazioni, articoli di accademici e quant'altro, finalmente un'amministrazione sta provando, con grande umiltà, ma sta provando a ridare un nuovo ridisegno alla gestione dei flussi turistici di Venezia e alla ricerca di un nuovo equilibrio tra residenti, turisti giornalieri e turisti pernottanti. Grazie per l'attenzione. Allora vediamo se tra i colleghi giornalisti c'è qualcuno che vuole fare delle domande, come ha detto giustamente l'assessore Venturini, di carattere macro, ovviamente non entrando troppo nello specifico perché poi tutte le spiegazioni sono rintracciabili nel sito. Bene, tutto chiaro. Tutto chiaro, sì. Perfetto. Direi ringraziamo tutti e vi aspettiamo a Venezia. Grazie ancora.